Impegna ad affrontare subito l'emergenza della sanità nuorese. La garanzia che l'azienda per la tutela della salute, su mandato dell'assessore della sanità, avrà un interesse particolare per l'ospedale San Francesco di Nuoro, salvaguardando le specialistiche di neurochirurgia vascolare, stroke unit e dermatologia, confermando tutte le specialità che hanno fatto del capoluogo barbaricino un punto di riferimento importante in sede regionale. In città inoltre ci sarà la sede della Reus, l'azienda regionale per l'emergenza e urgenza, che garantirà l'emergenza nel centro Sardegna, mentre la radioterapia verrà potenziata per svolgere un ruolo più importante nel settore della radioterapia, diventando uno dei 3 centri regionali. Sono questi gli impegni formali assunti dall'assessorato regionale alla sanità nei confronti dei sindacati di categoria nel corso dell'incontro convocato giovedì dal prefetto Daniela Parisi nell'ambito delle procedure per il raffreddamento dei conflitti previste dalla legge 146 del 90. Un'avvertenza che ha portato i sindacati a proclamare per i primi di aprile uno sciopero generale. La notizia arriva da una nota congiunta firmata da CGIL, CISL, UIL, Nursind e RSU del San Francesco. Grazie all'impegno del prefetto Parisi, scrivono i sindacati, è stato possibile fare una ricognizione delle problematiche sollevate dai sindacati, soprattutto di acquisire l'impegno formale esposto da Gianni Salis, capo di gabinetto dell'assessorato regionale alla sanità. Impegni, sottolineano i sindacati, che rispondono positivamente ad entrambe le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali in sede di apertura del conflitto. Per le carenze di organico e le difficoltà organizzative, la garanzia di un mandato pieno ai vertici dell'ATS, che già in occasione dell'incontro in programma lunedì, dovrebbe produrre i primi risultati per il superamento dell'emergenza. Per quanto invece riguarda le prospettive e il ruolo della sanità nuorese, in futuro c'è l'impegno ad incontrare entro la prima settimana del mese di aprile le organizzazioni sindacali per avviare un concreto confronto. Un risultato questo che i sindacati giudicano positivo perché le richieste sono state accettate per intero dall'assessorato regionale.